Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata. Oggi siamo tranquilli, sì, perché siamo arrivati con debito anticipo in studio e quindi siamo molto rilassati. Perché è l'unico posto fresco. E quindi ci si arriva. Dicono che da domani forse cambia un po'. Però questi 2 o 3 giorni qua sono stati tosti. Abbiamo preso la batosta mica da poco. Vabbè, allora, detto questo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Club Rovigo e Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli. Dicendo, e tu sei Leandro Maggi. Buongiorno, belli e bravi e buoni ascoltatori e fedeli ascoltatori. Ci stavo arrivando comunque. L'ho presa un po' in larga, però ci stavo arrivando. Allora, i titoli di oggi molto interessanti, eccoli qua. Spiagge inclusive per tutti. Ecco qua. Voci per la libertà, che è successo. Poi non ci sono più, non si può morire per il caldo. E questa è una nota negativa e tragica che poi vi spiegheremo. Palio dei Comuni 2019. E poi ultimo, ma non ultimo, vecchie e nuove emigrazioni. Questi sono i titoli di oggi che andremo a sviluppare all'interno di Made in Polesine e noi torniamo tra pochissimo. Per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine, quindi dopo l'introduzione che era doverosa, insomma, come si fa sempre, il primo titolo, eccolo qua: spiagge inclusive per tutti. Cosa vorrà dire? È una bellissima iniziativa, diciamo patrocinata, sponsorizzata o voluta fortemente sia dalla regione che dai comuni rivieraschi dell'Adriatico, Regione Veneto, e poi soprattutto a Rosolina, perché si è fatta a Rosolina. Per il terzo anno, spiagge inclusiva per tutti, quindi per eliminare barriere architettoniche, poter usufruire delle spiagge anche le persone meno fortunate, certo, non normodotate, eccetera eccetera. È una cosa secondo me molto molto interessante, la presenza di 50 ragazzi. C'era Manuela Lazzarin, che è un assessore del sociale, c'era Corazzari, che è, diciamo, l'assessore di riferimento per il Polesine, lui di Stienta, e poi c'era Federico Canerra, l'assessore al turismo, quindi una cosa bella e interessante. E che dire, finalmente diciamo che la regione Veneto è abbastanza sensibile per quanto riguarda barriere architettoniche e servizi dati anche a persone che appunto hanno portatrici di handicap. E ne fa specie che Rosolina in particolare sia stata promotrice e l'abbia fatta una delle sue spiagge più importanti, che è la spiaggia, il stabilimento Primavera. Che dire, c'era anche presente il sindaco di Portotolle, Pizzoli, che giustamente e onestamente ha detto: guarda, le cose che dobbiamo fare purtroppo nel litorale del Basso Polesine, di Portotolle in particolare, sono tantissime. Ricordiamo che effettivamente per chi ha handicap andare nelle spiagge sia di Baricata che di Boccasette è veramente molto difficile, quindi speriamo che la sensibilità per questo, per quanto riguarda la regione, che poi dopo alla fine si traduce in soldini, cioè speriamo che arriviamo sempre lì. Arriviamo lì per eliminare le barriere architettoniche. Al Volbaiocc ci vogliono soldini, e quindi se la regione come si dice, non si palpa in tasca, forse arriviamo al dunque. Ecco, il fatto che fossero presenti non solo i 3 assessori, ed è importante, della regione Veneto. Ricordiamo che gli assessori della regione Veneto, a parte Corazzari che abita qua, gli altri non è che li vediamo spessissimo, no, anzi. Io per esempio Canerra, da quando seguo un pochino le cose in Polesine, non l'avevo mai visto solo la foto, ma neanche quella ed è l'assessore al turismo, e quindi Zaia stesso non è che venga tantissimo qua da noi. Zaia, insomma, è il presidente della regione, quindi non noi siamo in regione, Sì, siamo in regione, sì, è ovvio che siamo in regione. Però tu sai che io collaboro, una polemica a parte, con Media 24, che è un'agenzia giornalistica che è di Pordenone, e dicevano che avevano gli stessi problemi che abbiamo noi, cioè noi siamo alla periferia dell'impero, non siamo Treviso, non siamo Rovigo, non siamo Padova e non siamo Vicenza. Anche Verona è abbastanza fuori dai cori, anche perché c'è un discorso politico eccetera, però Verona vive di vita propria. Noi che avremo bisogno un po' di sostegno
e di assistenza e di Baiocchi e di soldini, però questa è non ce n'è per nessuno. Vabbè, ritornando a noi, complimenti veramente per questa iniziativa, visto che ogni volta cerchiamo di criticare i nostri politici regionali, però questa volta sono stati bravi, e quindi spiagge inclusive per tutti, ed è giusto che i ragazzi che sono portatrici di handicap, portatori di handicap e che non hanno veramente difficoltà motorie, non solo, abbiano gli stessi diritti nostri di godersi queste spiagge, eccetera. Esatto, sì. Va bene, allora abbiamo concluso il nostro primo titolo di oggi, noi ci sentiamo subito dopo per iniziare il secondo. Entrati e siamo pronti a continuare Medi Polesine di questa settimana, e adesso secondo titolo che andiamo ad affrontare, parliamo di Voci per la Libertà. È stato veramente un grande successo. Ma decisamente bello anno, 22esimo anno appunto di Voci per la Libertà, mi sembra che è il 7º-8º che viene fatto a Rosolina Mare, e anche quest'anno la qualità è stata veramente bella e interessante. Roy Paci ha vinto per quanto riguarda Voci della Libertà del 2019 per i Big, una canzone bella, interessante, fatta anche con un rapper che tra l'altro non c'era, era presente, ma c'era un suo sostituto, tale Picciotto, che mi ha sbalordito per la sua bravura, la sua memoria soprattutto, perché sì, io riconosco ai rapper come sono capaci di ricordarsi tutto quello che scrivono. Esatto, sì, e poi dirlo così velocemente. Dirlo tutti io che ho così, la memoria quasi come i pesciolini rossi, che dopo 2 secondi dimentico, ma questo forse è una questione anche di età. Vabbè. Non andiamo a infierire. Dai. Quindi è stata veramente una bella manifestazione. Complimenti a tutti gli organizzatori, sempre ineccepibile. Complimenti al direttore artistico, il nostro amico Michele Rionello, che ogni volta ci gratifica mandandoci i comunicati stampa, eccetera. Però volevo ricordare che ha vinto quest'anno un gruppo di Rovigo, e ce ne fa specie perché sono i Grace and Chaos, che con la canzone Nero sul tema dello sfruttamento del lavoro agricolo e caporalato ha vinto appunto il premio Amnesty International. Veramente il contest è stato straordinario. Questa canzone è una canzone da pelle d'oca, purtroppo ogni tanto ci si dimentica dei diritti dell'umanità, dei diritti dell'uomo, e quindi ben vengano queste manifestazioni. Che dire, io ripeto, bisognerebbe sottolineare la bravura di questi qua, perché poi dopo si scontrano in un momento anche storico e politico dove i diritti umani forse un pochino sono calpestati, ma certo, questa è un'altra storia. So che tu non vuoi che ne parliamo, e non ne parliamo. No, non ne parliamo, perché dopo andiamo a finire sul tema politico, però, ecco, e non è pane per i nostri denti. Nostra trasmissione. Però comunque ripetiamo, Grace and Chaos di Rovigo hanno vinto con la canzone Nero. Bravi. Bene, bravi. Chapeau, veramente. Chapeau. Brevissima pausa, torniamo per continuare Medi Polesine. Pronti a continuare anche quest'oggi Medi Polesine su Diva FM, Radio Colbe Rovigo, Medi Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli, lui invece è Leandro Maggi, e adesso un altro titolo molto triste. Molto triste, se vogliamo. Non si può morire per il caldo, succede ancora, insomma, qualche volta. Allora, chi di noi queste calurie estive, insomma, succede, ma di più. Sì, praticamente questa qua è la notizia, è una notizia doppia. La prima è che chiunque di noi passa per strada e vede quando asfaltano la strada, non invidiamo sicuramente le bravissime persone che sono lì, che fanno un po' pena. Porca miseria, cioè, a 40 gradi normale, quindi penso che quando si asfalta i gradi saranno 80-90, e questi qua sono bravi. Non solo chi asfalta, abbiamo degli amici che fanno i saldatori, che stanno saldando anche in condizioni estreme, perché stanno facendo barche, non solo, e quindi ci dicono che effettivamente con questi caldi un po' tutti quelli che lavorano all'aperto, diciamo, in questo periodo, insomma, non è veramente il massimo. Però la notizia qual è? Che purtroppo un signore di Pozzanovo, ricordiamo che è una cittadina vicino a Solesino, quindi vicino anche al nostro Polesine, di 67 anni, muore appunto perché stava lavorando sotto il sole. Le prime notizie erano che stava asfaltando, però dopo si è scoperto che lavora in una cooperativa, non era poi sotto proprio veramente i macchinari a 80-90 gradi, quindi probabilmente aveva, forse non era fisicamente in questo momento messo bene, ed è stata una variante, però probabilmente
non è stata la causa determinante il caldo. Però la notizia è che a 67 anni uno si dovrebbe riposare. Sì, invece da noi si è costretti ancora a lavorare, purtroppo ha raggiunto esatto. La pensione. E si leggeva poco tempo fa, la settimana scorsa, che con i conti nuovi delle pensioni chi ha 40 anni oggi andrà in pensione a 73 anni, ammesso e concesso che la vita si allunghi, tutto quello che vuoi, però a 73 anni forse hai bisogno di riposare. Se poi fai un lavoro usurante, muratore, asfaltatore, altre cose, 67 anni sono tanti. Ecco, quindi questa qua è una riflessione. Io volevo fare un riposa in pace a Ferruccio Ciglio, che è appunto la vittima, questo signore di Pozzonovo che è morto, e magari rivedere un pochino il nostro welfare. Come si fa? Non lo so, effettivamente poi dopo, quando la coperta è corta, tiri da una parte e ti scopri dall'altra. Effettivamente, se non ci sono soldi non è che possiamo mandare in pensione tutti, però ricordiamo che c'è gente che è andata in pensione a 20 anni, 25, c'è gente che ha fatto una legislatura e è andata in pensione, quindi torniamo sempre ci vuole un'equità e una distribuzione anche dei benefici anche le persone che sono meno fortunate. Esatto. Questa è l'altra storia, come ripetiamo. Questa notizia che ha sconvolto, l'abbiamo seguita sui social, ha avuto veramente centinaia di persone che hanno interagito, hanno parlato e hanno espresso la loro opinione. Quella che viene fuori più prepotente è che appunto a 67 anni uno dovrebbe essere in pensione. Esatto, al di là di questo, in particolar modo se poi fa un lavoro che è faticoso e usurante. Detto questo, veramente riposi in pace il povero Ciglio. Ci sentiamo tra poco. Quelli di Made in Polesine tutte le settimane, e adesso un titolo un po' più leggero, sì, dai. Sì, perché siamo andati un po'. Questo era doveroso, però. Sì, si doveva fare, insomma, ecco. Parliamo del Palio dei Comuni 2019. Allora, cos'è il Palio dei Comuni? Tanto è un'idea del nostro amico Sandro Santin, che è uno che da una vita segue lo sport, in particolar modo lo sport motoristico, perché il Palio è una sfida endurance con i kart a squadra, che si è svolta venerdì scorso, quindi già ormai una settimana, ad Adria, davanti, ecco, tanto per capire, intanto per i venerdì di Adria d'estate, poi davanti all'ex Istituto Canossiane. È stata una cosa interessante, però nel comunicato stampa che ci avevano fatto c'erano i 50 comuni a squadre tra i 50 comuni della provincia di Rovigo. Sai quanti erano? Quanti erano? 7-8 da 50 comuni. Quindi questo un po' fa capire un pochino lo spirito di squadra che c'è nei nostri comuni. Però dai, alla fine è stata una cosa simpatica, hanno fatto una gara tra di loro, c'erano presenti anche piloti, c'era la famiglia Altoè, che tra l'altro due dei figli del Gran Patron sono uno campione europeo con la Lamborghini e un altro un campione europeo di un'altra categoria che non ricordo. Allora, queste cose sono importanti, non sono importanti? Non si sa. Non si sa. Al di là che il divertimento che prova sicuramente chi guida e chi corre con i kart, però come ripeto, secondo me è sinonimo e sintomo che non si fa una gran squadra. Esatto, questa era l'occasione questa era l'occasione anche simpatica per farlo. Tra l'altro la famiglia Mazzocco, altri nostri amici, Venerino, Lorenzino, e già che ci siamo salutiamo anche Flaviano, che li salutiamo tutti e tre, qui qua birichini. Però hanno offerto, siccome sono generosi, e con la loro azienda hanno offerto un defibrillatore al comune, che è arrivato in questo caso secondo nella gara di ottobre dell'anno scorso, e il prossimo anno hanno detto che faranno altrettanto bella figura. Bene. Quindi complimenti a chi ha organizzato, complimenti al amico Santin, complimenti a Mazzocco, e magari e cerchiamo di fare un po' più e squadra, magari fare qualcosa assieme, ma tutti quanti, non in 7-8. Tutti quanti, bravo Davide. Sì. Ok, dai, tra pochissimo l'ultimo argomento di oggi. Argomento di oggi, ma come diciamo sempre, non per questo meno importante, parliamo a questo punto di vecchie e nuove emigrazioni.
Esatto, perché ne parliamo? Sì, perché ne parliamo? Perché domani, venerdì 26, comincia la festa del nuovo emigrante a Taglio di Po. È una festa che ormai si ripete da un sacco di anni, è una festa che quest'anno cambia anche il titolo, è la festa dell'emigrante, festa del nuovo emigrante. Ed è fatta appunto per ricordare tante persone che sono andate via dai nostri paesi, in particolar modo da Taglio di Po, visto che si fa Taglio di Po, e che quando ritornano hanno questa celebrazione. Certo. Allora, perché ne parliamo? Perché domani sera appunto 26 si comincia ed è abbiamo fatto un talk show, ci sono anch'io, ci sarai quindi anche tu. mi fa piacere parlarne, perché emigranti italiani ci sarai anche tu. Ieri e oggi ci sarà il professor Gianni Sparapan, chi lo conosce sa che è un grande affabulatore, un grande raccontatore di storie. Poi c'è la professoressa Chiara Crepaldi, che anche lei racconta le fole, le cante, e poi ci sono io che un pochino coordinerò il tutto, però perché ne parlo? Prima perché sono vanitoso. Fole e cante è bello, però è sì, proprio il gergo dialettale. Proprio il nostro gergo. Perché parleremo di emigrazioni, abbiamo più o meno capito che le grandi migrazioni, visto che la nostra è una terra anche di miseria fino agli anni 50, dopo la prima alluvione del 51, quella straordinaria, grandissima, rottura del Po d'Occhiobello, quindi ha portato miseria eccetera, tanta gente si è andata via. Esatto, sì. Tanto per dire, Taglio di Po da 12.000 abitanti è arrivata a 8.000 abitanti, quindi 4.000 abitanti sono andati via, sono spariti, sì, nel giro di 10 anni. Però ne parliamo perché c'è anche una emigrazione adesso in seconda battuta, molto più, come si dice, più subdola, nel senso che porta via le energie più importanti, tanti ragazzi laureati, tanti ragazzi, i giovani, diciamo, ma soprattutto i giovani, quelli che dovrebbero portare con il loro know-how, con i loro studi eccetera, vantaggi nel nostro territorio, invece li facciamo andare via. Ma non solo li facciamo andare via da Taglio di Po, da Portoviro, da Portotoli, li facciamo andare via dall'Italia, quindi questa qua è una cosa molto grave. Quindi noi vi consiglieremo di venirla a vedere domani sera, vediamo come riusciamo a sviluppare il tema, appunto nuove e vecchie emigrazioni. Noi siamo lì vicino alla chiesa, siamo presenti, so che ci verrà a sentire e seguire anche Diva FM con il nostro grandissimo direttore tecnico, factotum, presidente Davide Stefanelli. Agli altri termini, basta, finiti, dai. Vabbè, quindi sì, è un'iniziativa, è una bella iniziativa, molto interessante, molto importante, insomma, da seguire sicuramente. Visto che ci siamo, facciamo anche un po' di pubblicità. Il 27, che è appunto sabato, ci sarà il concerto dei P51 Airplanes, altri nostri amici che fanno rockabilly, anche loro di Taglio di Po, Portotolle, Rovigo eccetera. E poi c'è la Popsy Music Band, che è una band di Chioggia, anche loro fortissimi, che si esibiscono il 28. Bene, tutti presenti. Bene. Sì, devo dire che Taglio di Po in questi sì, dai, sì, si sta muovendo veramente molto bene, diciamolo, perché è giusto dare a Cesare quel che dice, bravo, come si suol dire, dai. Faccio l'ultimo appello, Dì. già che ci siamo. Vai. No, perché noi siamo giovedì, siamo qua presenti giovedì 25, in replica sarà tardi per dirlo, però sappiate che questa sera a Scardovari c'è Arturo Bracchetti e quindi vi consigliamo di andarla a vedere, tra l'altro è gratuito per Traville e Giardini, una cosa importante, interessante fatta dalla provincia con i comuni. Quindi Arturo Bracchetti in Polesine, in particolar modo a Scardovari, questa sera, quindi giovedì 25. Giovedì 25, chi ci segue in replica è già andata. È già andata. Ti sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Veramente, in conclusione, anche questa puntata di Made in Polesine, ahimè, se ne sta andando, siamo veramente agli sgoccioli finali. Noi vi ringraziamo come sempre per il vostro gentilissimo ascolto, ci sentiamo la prossima settimana per una nuova puntatissima di Made in Polesine, una scoppiettante, ecco, diciamolo, come sempre su Diva FM, Radio Calvero Vigo e Made in Polesine Web TV. Quindi i nostri saluti, l'augurio di un buon fine settimana da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio appunto di trascorrere una serena giornata. State sotto l'ombrellone, che mi raccomando, appunto con questo sole, insomma, non c'è da scherzare. Il nostro classico countdown: 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.